Buongiorno a tutte e a tutti e bentornati a Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 23 agosto 2022 e dopo la pausa estiva noi torniamo come tutte le mattine a leggere la rassegna stampa dei principali quotidiani del Veneto. Oggi sulle prime pagine la notizia principale naturalmente riguarda le elezioni politiche e in particolare le liste dei candidati alla Camera e al Senato che sono state finalmente chiuse e presentate da parte dei partiti che concorreranno appunto alle prossime elezioni politiche. I titoli sono tutti più o meno dello stesso tenore: caccia al seggio, tutti i nomi, liste chiuse, tutti i candidati ai duelli. Questi erano il Gazzettino e il Corriere del Veneto di oggi. Sul Giornale di Vicenza forse l'apertura più interessante: 3 assessori di Rucco si candidano per Roma, questo è il titolo dell'edizione di oggi del quotidiano Berico. Depositati ieri le liste in vista delle elezioni, la giunta di Vicenza in prima linea, poi naturalmente l'elenco di tutti i big in lizza in Veneto. Ma chi sono gli assessori di Rucco, cioè dell'amministrazione del capoluogo di Vicenza, candidati alle politiche? Giovine, Ierardi e Zocca sono in pista, scrive il Giornale di Vicenza, ma solo il primo è certo del pass, cioè di essere eletto. Si tratta di Silvio Giovine, esponente di Fratelli d'Italia e appunto assessore come Ierardi, sempre di Fratelli d'Italia, e Zocca, Forza Italia, assessori del comune di Vicenza, con il sindaco Rucco che si avvicina alla scadenza del suo mandato. Sì, perché l'anno prossimo, probabilmente in maggio, si terranno anche le elezioni amministrative a Vicenza. Altro tema sempre connesso alle elezioni politiche è quello del voto del voto da parte degli studenti fuori sede. Troviamo la notizia sul Mattino di oggi in un articolo di Roberto Rafaschieri: fuori sede costretti a scegliere, o votiamo o andiamo a lezione. Puntuale come in ogni tornata elettorale, torna all'ordine del giorno il tema del voto per i fuorisede, chi studia o anche lavora in una città lontana dal suo luogo di residenza. Così inizia l'articolo. 20.000 sono impossibilitati a votare a Padova perché lontani dal proprio seggio. L'Unione degli Universitari dichiara: abbiamo chiesto di posticipare l'inizio dei corsi per permettere appunto agli studenti di andare a votare, o almeno di non essere costretti a scegliere se votare o perdendo appunto giornate di lezioni. Con Cipro e Malta, il nostro è l'unico paese europeo a non aver risolto il nodo degli studenti non residenti, sottolineano i rappresentanti dell'associazione UDU Padova. Gli unici studenti agevolati sono quelli che si trovano all'estero, che hanno la possibilità di votare per corrispondenza, ma una persona, ad esempio, che studia a Padova con la residenza in Sicilia, come lo stesso coordinatore dell'UDU Padova, Domenico Amico, non può votare appunto per corrispondenza. Siamo gli unici in Europa ad avere questo tipo di situazione. Alcuni dipartimenti, come ad esempio statistica, hanno già deciso di spostare le lezioni più avanti a martedì 27, ma non tutto l'Ateneo Patavino ha fatto questa scelta. Insomma, il problema resta: molti studenti rischiano di dover decidere tra l'andare a lezione il primo giorno del nuovo anno accademico oppure posticipare il rientro a Padova e votare nel comune di residenza. Questo naturalmente è un tema che si ripropone a tutte le elezioni. Speriamo che prima o poi si decida di trovare una soluzione. Sarebbe piuttosto semplice, si tratterebbe appunto di fare come nel resto d'Europa. Proseguiamo la lettura, lo sfoglio delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Mattino di Padova è l'unico, forse, quotidiano locale a non aprire con un titolo sulle liste per le elezioni politiche, tema al quale dedica invece una fotonotizia. Ma il titolo principale sulla prima pagina del Mattino di oggi riguarda invece il virus della West Nile. Boom di casi e ricoveri gravi
15 persone. L'epidemia, l'emergenza, anzi chiedo scusa, record in terapia intensiva, ci sono anche pazienti tra i 50 e i 60 anni. Nel Padovano 136 contagi, il virus potrebbe essere più aggressivo. Nella tregua nel fine settimana per i contagi da West Nile, che sono arrivati a 136 in provincia di Padova, in assoluto la più colpita sia a livello regionale che nazionale. Nessuna tregua, quindi a preoccupare è l'alto numero di casi complessi che degenerano in forme neuroinvasive di infezione. Sono una sessantina le persone ricoverate finora, 31 tuttora in ospedale, di cui 15 in terapia intensiva. Una situazione anomala, tanto da far pensare che quella diffusa nel Padovano sia una variante del virus più aggressiva. Insomma, anche per il West Nile virus si comincia a parlare di varianti. Tra i ricoverati gravi ci sono anche persone tra i 50 e i 60 anni. A Padova, nel comune capoluogo, disinfestazione in altre 2 zone. Insomma, i virus, la sanità ancora in prima pagina, queste emergenze sanitarie, e anche sul Gazzettino si parla di malattie, in questo caso il vaiolo delle scimmie. Carabiniere muore in vacanza a Cuba, questa è la notizia. Venezia, era il comandante di Scorzè, mercoledì i sintomi, domenica il decesso. Anche questa notizia sulla prima pagina del Gazzettino. È veneziana la prima vittima italiana del vaiolo delle scimmie. Si tratta di Germano Mancini, 50 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè. Era in vacanza a Cuba con amici da Ferragosto. Mercoledì i primi sintomi, il giorno successivo Mancini si è rivolto a un medico. Da qui le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, tanto da richiedere il trasferimento urgente in terapia intensiva in un ospedale dell'isola. È morto domenica. L'articolo a firma Tamiello sul Gazzettino di oggi. Quindi West Nile virus e vaiolo delle scimmie sulle prime pagine dei quotidiani locali del Veneto di oggi. Altra notizia, altro tema più che altro trasversale su tutte le prime pagine dei quotidiani del giorno è quello del caro energia, il caro bollette. Partiamo dal Mattino di Padova, che sceglie questo titolo: bar e ristoranti, il caro bollette a fine anno pesa 35 milioni in più. Bollette dell'energia alle stelle, il rincaro per bar e ristoranti a fine anno sarà appunto di 35 milioni. L'APPE, l'associazione degli esercenti, parla di una stangata, e questo appunto per quanto riguarda l'energia. Il Gazzettino invece dedica un'intera pagina, la pagina 11 del quotidiano, appunto al caro energia, con 2 richiami in prima pagina. Adria, stangata alla cartiera, bolletta da 9 milioni, un articolo di Guido Fraccon. E poi ancora Grafica Veneta, congela i maxi investimenti, questo sempre in seguito all'impennata dei costi dell'energia, passati in un anno da 1,2 milioni di euro a 14 milioni di euro. Un aumento vertiginoso che ha costretto l'azienda per il momento a mettere in cassetto il raddoppio dello stabilimento di Trebaseleghe in provincia di Padova. Un investimento che sarebbe costato 120-114 milioni di euro e avrebbe portato a 400 nuove assunzioni. Questa è la seconda notizia sul caro energia del Gazzettino di oggi. Abbiamo poi il tema dell'energia anche sul Corriere del Veneto, particolare sulla prima pagina del Corriere di Verona. Qui il taglio è un po' diverso, non si parla in senso stretto di economia. Nel Mattino abbiamo visto parla di bar e ristoranti, il Gazzettino invece si concentra sulle imprese. Il Corriere del Veneto invece sceglie un taglio più individuale, parla di un caso, caro energia, a Verona $500 milioni in più, questo il contesto, ma la notizia è il racconto di un cittadino che nel 2001 si chiama Andrea Garonzi, ha investito in una stube per riscaldare a legna la sua casa fuori dal centro. Oggi lo definisce l'investimento perfetto, sì, perché con quel sistema il riscaldamento gli costa il 40% in meno, quindi risparmio scaldandomi con la legna. Questo titolo sul Corriere del Veneto. E per quanto riguarda il caro energia,
Questi erano i principali temi toccati oggi dai quotidiani del Veneto. Chiudiamo con una serie di notizie flash. La prima sulla sanità, ce l'ho qui davanti, è sempre sul Corriere del Veneto. Svolta in ULSS, siamo a Verona sempre, guardie mediche diurne. Saranno arruolate dove manca il medico di base, paga fino a 610 euro al giorno. Sappiamo benissimo che c'è un'emergenza sanitaria legata ai medici di famiglia che vanno in pensione e per i quali non si trovano nuovi medici a sostituirli. Sono ormai decine se non centinaia le zone carenti in Veneto, nella nostra regione, e così leggiamo sul Corriere del Veneto: l'azienda sociosanitaria di Verona ha indetto un concorso per reclutamento di dottori pronti a entrare in servizio in ambulatori di guardia medica diurna. È una novità veramente assoluta. All'interno verrà istituito un team di medici che in turni di servizio di 10 ore giornaliere assicureranno la presenza di almeno un medico per 4 o 5 giorni settimanali. Insomma, potrebbe essere forse non una soluzione naturalmente alla mancanza ormai cronica di medici di base, ma sicuramente una misura in qualche modo emergenziale, l'apertura di guardie mediche diurne per garantire almeno un minimo di copertura di quella che è il primo punto di contatto tra le persone e il sistema sociosanitario, la sanità pubblica, insomma il medico di base. Questa è davvero una notizia interessante. Vedremo se questa scelta della ULSS di Verona verrà poi mutuata e riproposta anche in altre aree del Veneto e perché no del paese. L'emergenza naturalmente legata ai medici di famiglia è sì un caso veneto, ma anche in altre d'Italia, appunto. Ancora una notizia sulla prima pagina del giornale di Vicenza si parla, naturalmente poi nelle pagine interne, del Metrobus cittadino che promette di rivoluzionare la viabilità. È la TAV, il progetto della TAV a Vicenza, che porta con sé anche il Metrobus elettrico. La futura linea di trasporto pubblico è destinata a stravolgere l'assetto viabilistico di Vicenza città. Saranno 12 km da Ponte Alto a Via Zamenhof, passando per il centro. Per farle spazio saranno eliminati 100 posti auto. Insomma, questa è una notizia che ricorda molto quelle legate al tram di Padova. Anche qui si parla di lavori naturalmente impattanti e posti auto che vengano a scomparire. Chissà se da questo nascerà un dibattito come quello appunto sul tram di Padova. Seguiremo questo filone nei prossimi giorni. Sul Mattino di Padova si parla invece di sport, sempre in prima pagina la storia di Yeman Crippa, che ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri agli europei di atletica a Monaco di Baviera. La storia da Monselice a Monaco, il titolo: Crippa da asso della giostra all'oro europeo. Cos'è la giostra? La giostra della Rocca, una gara a staffetta che si corre sulle strade di Monselice e per la quale Yeman Crippa aveva già portato alla vittoria la Contrada del Carmine. Va bene, insomma, comunque questa notizia sportiva. Sul Corriere del Veneto una notizia invece curiosa, leggiamo soltanto il titolo: Delta del Po scoperta l'isola della marijuana. Coltivavano marijuana nel parco del Delta del Po, su un isolotto che si è creato artificialmente sull'alveo del grande fiume. Lì le Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato più di 70 piante di cannabis. L'isolotto si trova in prossimità del comune di Portoviro ed è stato avvistato dalla Guardia di Finanza con una prima ispezione aerea. Giunti sulla piccola isola, i finanzieri poi si sono fatti spazio tra la folta vegetazione e per notare infine oltre il bosco 3 aree in cui era stata ricavata una piccola piantagione di cannabis. Le piante di stupefacente, su disposizione della procura di Treviso, sono state estirpate, ma i coltivatori non sono ancora stati invece individuati. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci domani mattina come sempre per la rassegna stampa. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata e un saluto da Jack Calcetto.